Benvenuti, oggi è mercoledì 5 febbraio 2025. Il sole sorge alle 7:01 e tramonta alle 17:27. La luna si leva alle 10:47 e cala a mezzanotte 31. Oggi è il giorno di Sant'Agata, patrona di Catania. Il nome Agata è di origine greca, deriva da agate, che significa buona, virtuosa. Oggi, 5 febbraio, si celebra la giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, celebrazione dedicata ai comportamenti che contribuiscono a dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030, ha un chiaro riferimento alle azioni e ai comportamenti concreti per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda ONU al 2030. Il problema dello spreco alimentare è riconosciuto come uno dei più gravi paradossi dell'attuale sistema di produzione del cibo. Se si riducessero le perdite o gli sprechi alimentari, si potrebbe garantire più cibo per tutti, ridurre le emissioni di gas serra e allentare la pressione sulle risorse naturali, in particolare sul consumo di acqua e di suolo. Tutti possiamo agire per ridurre lo spreco, acquistando solo ciò che ci serve realmente, compilando liste precise, scegliendo alimenti locali e di stagione, consultando etichette e scadenze e cucinando le porzioni giuste senza eccessi. Una svolta ecologica a tavola è indispensabile per aiutare il pianeta e la nostra salute. Sono 35 le candeline per la modella showgirl Federica Nargi. Ha iniziato la sua carriera come velina di Striscia la Notizia insieme a Costanza Caracciolo. Ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui Colorado e Tale e Quale Show e Ballando con le Stelle. È fidanzata dal 2009 con l'ex calciatore Alessandro Matri, da cui ha avuto 2 figlie, Sofia e Beatrice. Festeggia 64 anni Paolo Fox, l'astrologo romano che ha trovato la fama in TV partecipando a Domenica In, I fatti vostri a mezzogiorno in famiglia. Nel 1996 ha pubblicato il suo primo libro di astrologia. Da allora ha scritto altri libri e ha collaborato con diverse testate e radio. È noto per le sue previsioni astrologiche che propone quotidianamente su Rai 2 e su Radio Latte e Miele. Compie 42 anni Baby K, il nome d'arte di Claudia Nahum, la cantante e rapper italo-singaporiana che ha ottenuto il successo con brani come Roma Bangkok, Killer e Non mi basta più. Ha collaborato con altri artisti come Tiziano Ferro e Giusy Ferreri. Era il 5 febbraio dell'anno 251 quando Agata, perseguitata dall'impero romano, morì in carcere a Catania dopo 1000 supplizi per non aver abiurato la sua fede cristiana. Il corpo venne imbalsamato e avvolto in un velo rosso che, si racconta, fermò più volte la lava che minacciava la città, come avvenne a un anno esatto dalla sua morte. In seguito a questi prodigi, Agata fu proclamata santa. Oltre a essere patrona di Catania, Sant'Agata lo è anche di Malta. Durante la persecuzione dell'imperatore Decio, secondo alcune fonti, Agata scappò per un breve periodo sull'isola di Malta, rifugiandosi in una grotta. Lì la Vergine insegnò la fede cristiana ai bambini. Poche volte in Italia è stato registrato un terremoto di magnitudo 7.1. Quella del 5 febbraio 1783 fu la prima scossa di quasi 1000 che colpirono la Calabria e la Sicilia nei giorni successivi. L'area dello stretto venne devastata e Messina e Reggio rase al suolo. I danni furono immensi e le vittime quasi 50.000. L'espressione fare orecchie da mercante significa fare finta di non sentire o di non capire quello che ci viene detto. Per nostro comodo o per convenienza. Questa locuzione ha origine dal comportamento dei mercanti che nelle fiere e nei mercati erano soliti ignorare le richieste o le lamentele dei clienti che non gli interessavano. Si tratta di un modo di dire molto antico che si trova già nell'italiano scritto del 300 e che è stato utilizzato anche da Manzoni nei Promessi Sposi.
Il 5 febbraio 1909 nasce il Manifesto del Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti è l'istrionico guru del nuovo movimento, che dissacra la tradizione culturale, dichiarando la fine della punteggiatura, della sintassi e dei nessi logici. Il futurismo darà il meglio nel campo delle arti figurative, ma avrà vita breve, soppiantato da altri estremismi culturali. Ci salutiamo con la frase del giorno. Niente nella vita deve essere temuto, deve solo essere capito. Anche il nostro appuntamento di oggi termina qui, ma mi raccomando, restate connessi con noi e seguiteci durante la diretta delle festività agatine. Buona giornata dalla vostra Martina.